Non solo l'attacco al ponte di Rialto, i 4 kosovari della cellula jihadista arrestati la scorsa primavera a Venezia progettavano anche una strage con coltelli al carnevale, agghiaccianti retroscena dall'inchiesta. Rubavano motorini e scooter nelle scuole per poi rivenderne i pezzi e ricambi. 10 giovanissimi scoperti e bloccati dai carabinieri nel veneziano erano diventati l'incubo degli studenti. Il caso dell'insegnante trevigiano picchiato dal padre di un alunno. Dopo la sua lettera al ministro Fedeli, oggi una missiva di solidarietà della regione. Intanto sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Autobus prende fuoco, paura stamane a Sottomarina per i 50 passeggeri a bordo, la prontezza dell'autista ha permesso di scongiurare il peggio. Cerca di investire col suo furgone un amico al termine di una violenta lite, arrestato per tentato omicidio un 43enne imprenditore padovano. Manifesti con i volti di stranieri nei tabelloni elettorali lasciati vuoti dai partiti, stupore a Treviso per la provocazione, una campagna lanciata da un fotografo iniziata in Sardegna. Si chiama Davide ed è padovano, il barista campione d'Italia, ha superato una agguerrita concorrenza dopo 2 giorni di gare. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, lo avete sentito anche dai nostri titoli. In primo piano dunque le indagini sui kosovari arrestati nei mesi scorsi non progettavano solo l'attacco al ponte di Rialto. I 4 kosovari della cellula jihadista arrestati la scorsa primavera a Venezia progettavano anche una strage durante il carnevale, agghiaccianti in retroscena che sono emersi nel corso dell'inchiesta. Sarebbe stato un carnevale di sangue nel cuore di una delle città più famose del mondo, un bersaglio mediatico notevole per chi come i professionisti del terrore è a caccia di visibilità globale. Il progetto del quartetto di kosovari bloccato la scorsa primavera con un blitz della Digos in laguna prevedeva anche questo, un attacco proprio nei giorni clou della Kermesse che attrae migliaia e migliaia di turisti e famiglie. Una strage in maschera per confondersi tra la folla, pronti ad agire armati di coltello per spargere più sangue possibile. È uno dei tanti retroscena ad emergere dalle carte dell'inchiesta che ha portato in carcere il leader del gruppo, il 27enne Aryan Babai, il 24enne Fisniki Bekai, il 25enne Dake Hazirai e un ragazzino di appena 17 anni. Dalle intercettazioni telefoniche di poco precedenti al blitz delle forze dell'ordine emergerebbe sempre di più la volontà di poter organizzare qualcosa di eclatante nei giorni della folla, utilizzando il coltello per uccidere gli infedeli. Ma sarebbe stato solo uno dei tanti punti del piano che, oltre a prevedere l'ormai noto assalto al ponte di Rialto, avrebbe portato a mettere nel mirino anche Piazza San Marco, la Basilica, il Campanile. Tutti questi bersagli potevano rientrare concretamente nel progetto stragista, da compiere non solo con il coltello e con esplosivi, ma anche con armi da fuoco pesanti, come i Kalashnikov. Ci spostiamo nel Vicentino con la cronaca. La moglie accusa l'ex marito musulmano per islamizzarmi, mi ha picchiata e violentata. Mi ha voluto islamizzare, facendomi portare il velo, costringendomi ad andare in moschea e a imparare l'arabo. Sono le accuse di una vicentina, lei fa l'ingegnere e ha denunciato l'ex marito marocchino con cittadinanza italiana di averla fatta precipitare in un incubo. Non voleva che andassi al lavoro e poi mi ha picchiata e stuprata. Questo è il racconto della presunta vittima in tribunale a Vicenza, supportata dalla testimonianza di un'amica. Ma l'imputato, che viveva in Belgio dove faceva il traduttore e ora lavora come operaio specializzato, si difende. Sapeva chi sposava, era lei che veniva in moschea. Io non le ho mai fatto del male, semplicemente si era innamorata di un altro e le ho scoperto i messaggini. Ora l'uomo deve rispondere di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia. In classe alle medie armato di pistola, i buffer in una scuola pubblica del Veneziano con i genitori dei compagni di classe del ragazzino che minacciano di trasferire i propri figli in un'altra struttura scolastica. Era una pistola a giocattolo, è entrato, se l'è portato a scuola per farsi bello. Nei pressi della scuola media della terraferma veneziana non si parla che di questo, del ragazzino di appena 12 anni entrato in classe con la pistola, e se dalla dirigenza scolastica ci si giustifica dicendo che si trattava di una pistola a giocattolo, tuonano invece i genitori dei compagni di classe del ragazzino. È inaccettabile, era una scacciacani con tanto di proiettili a salve, dicono, minacciando di trasferire
propri figli in altra struttura. Sicuramente la scuola dovrebbe prendere dei provvedimenti in questo senso, sia verso i genitori, perché insomma i bambini dovrebbero essere controllati. Siamo in un mondo pericoloso per i bambini, per chi cresce. La famiglia può essere sana finché si vuole, ma non riesce a tenerla sotto sorveglianza, perché devono vivere ai loro tempi. Domani l'incontro tra i rappresentanti di classe e la dirigente scolastica, con il dodicenne che per il momento non è stato sospeso. Si attende di sentire tutte le versioni del caso per prendere eventuali provvedimenti. Potrebbe un domani portarsi anche un'arma bianca, tipo un coltello o un'altra roba, e potrebbe far veramente danno ai compagni o alle altre persone che lo circondano, ecco, diciamo. Quindi come intervenire a suo avviso? Ma io penso parlare con i genitori e anche parlare con il bambino e fargli capire che ha fatto un gesto che non doveva. È possibile che un genitore non si sia accorto dell'assenza di questa... si accorgono, è che in casa loro sono faciloni, non guardano, non sono sorvegliati i bambini, però non vanno portati via dai genitori. Restiamo in ambito scolastico con la vicenda di quell'insegnante di paese nel Trevigiano picchiato dal padre di un alunno. Bene, dopo la lettera che l'uomo ha scritto al ministro Fedeli sembra muoversi qualcosa. Lui infatti con un'altra lettera si è rivolta oggi l'assessore regionale all'istruzione Donazzan manifestandogli vicinanza. Sta succedendo che si sta sgretolando il processo educativo, si sta sgretolando perché a partire dalla normativa e poi con riflessi ovviamente nella nostra società si sta cercando di devolvere sempre più alla scuola i compiti che dovrebbero essere tipici delle famiglie. Sta facendo il giro d'Italia la lettera che Giuseppe Falsone, insegnante di 42 anni della scuola media di Paese, ha inviato al ministro dell'istruzione Valeria Fedeli dopo che, oltre a essere stato schiaffeggiato lo scorso dicembre dal padre di un alunno, si è ritrovato anche messo sotto procedimento disciplinare dalla scuola, un'amarezza alla quale il professore ha voluto dare un senso. Per ricanalizzarla ho pensato che la cosa migliore fosse portare come esempio la mia situazione, di modo tale che potesse essere di incoraggiamento per qualche altro collega che magari si vede vessato in questo sistema. Proprio con una lettera pubblica si è rivolta a lui l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, manifestandogli oggi solidarietà. Lei giustamente si sarebbe aspettato una presa di posizione e di solidarietà nei suoi confronti senza se e senza ma, anche perché lo studente, i cui genitori si sono permessi di aggredirla fisicamente, appare un soggetto il cui normale comportamento risulta essere al di fuori delle regole della scuola. Dobbiamo tornare a dare forza e autorevolezza agli insegnanti e alla scuola, aggiunge e conclude. La saluto cordialmente e sappia che molte persone per bene le sono vicine. Qualcosa dunque, dopo la lettera di Falsone al ministro, si sta muovendo. L'idea di portare comunque la mia vicenda alla grande stampa non è certo quella di farmi pubblicità, ma è quello di far presente al ministro che una situazione di sofferenza e di disagio nella scuola c'è. E soprattutto fuori dalle scuole avvenivano i furti di motorini da parte di una baby gang scoperta dai carabinieri di Milano. A incastrare i giovani ladri le telecamere posizionate fuori dagli istituti scolastici. Eccoli, sono soltanto alcuni degli scooter rubati tra Mestre e Marghera alla zona del Miranese. I furti messi in atto da una baby gang rubava fuori dai plessi scolastici dove i motorini restavano parcheggiati e incustoditi per diverse ore. Tra gli studenti si era sparsa la preoccupazione visti i furti registrati da inizio mese, specie fuori dagli istituti 8 Marzo, Lorenz e Primo Levi, nella cittadella scolastica di via Matteotti nel vicino parcheggio Scambiatore. A far scattare le indagini 3 denunce ravvicinate presentate alla stazione dei Carabinieri di Milano. A smascherare i ladri le telecamere posizionate fuori dalle scuole. I baby ladri erano anche studenti degli stessi istituti dove venivano perpetrati i furti, ragazzi dai 13 ai 18 anni specializzati nel furto e vendita di motorini che venivano smembrati per rivenderne anche soltanto alcuni ricambi al mercato nero dell'usato. Bloccati e denunciati a vario titolo 10 giovanissimi diventati da tempo l'incubo degli studenti.
I carabinieri del comando provinciale di Padova hanno arrestato un 46enne padovano ritenuto responsabile del reato di pornografia minorile aggravata. L'uomo, prima operaio in un'azienda di lavorazioni metalliche, ora disoccupato, vive in un'abitazione di proprietà in pessime condizioni. Vittima del reato la stessa figlia dell'uomo, una bimba di appena 6 anni. Nel computer e nel telefono cellulare dell'indagato sono state trovate numerose immagini e foto della bimba in atteggiamenti sessualmente espliciti indotti dall'adulto. Restiamo nel Padovano con un imprenditore che è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di investire un conoscente. Avrebbe tentato di investire col suo furgone un amico al termine di una violenta lite. Con questa accusa è stato arrestato un imprenditore di 43 anni residente a Piazzola sul Brenta. Minacce e offese che secondo l'accusa sarebbero sfociate nell'epilogo che ha fatto intervenire sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Padova e un'ambulanza del SUEM. La vittima, un 31enne di origine albanese, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella dove gli è stata riscontrata una frattura ad un piede. Paura per i passeggeri di un autobus ACTV andato completamente a fuoco ieri mattina sotto Marina di Chioggia. A mettere tutti in salvo la prontezza di spirito dell'autista del bus. Paura per i 50 passeggeri di un autobus della linea CTV che ha preso fuoco ieri mattina sotto Marina di Chioggia, con l'autobus andato completamente distrutto e l'autista diventato per tutti l'eroe del giorno. L'autista infatti, capendo che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, dopo aver sentito un forte odore di bruciato, ha agito preventivamente mettendo tutti in sicurezza, aprendo le porte del bus e facendo scendere dal mezzo tutti i passeggeri. Subito sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco con anche i carabinieri. Le fiamme sembra siano divampate per un guasto tecnico al motore, ma è ancora tutto da accertare. Corruzione andrà a processo il prossimo 13 novembre. Il capitano della Guardia di Finanza, Giovanni Grassi, trevigiano, sotto inchiesta per i favori che avrebbe fatto nei confronti di alcuni imprenditori in cambio di soldi e regali. Alcuni fatti sono accertati e non vengono contestati, ma non sono fatti illeciti. È la linea difensiva che il capitano della Guardia di Finanza, Giovanni Grassi, 56 anni, trevigiano, seguirà in aula. Corruzione, ma anche rivelazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo all'anagrafe tributaria, le ipotesi d'accusa in base alle quali la Procura di Venezia ne ha chiesto il rinvio a giudizio per fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016 a Vicenza, dove il capitano Grassi era in servizio al nucleo di polizia tributaria. Avrebbe ottenuto bonifici, regali, qualche cena al ristorante per passare informazioni all'esterno a imprenditori a cui erano molto utili. Gli vengono contestati alcuni episodi di presunta corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio realizzati mediante accessi al sistema informatico. La difesa del mio assistito è che le sue attività sono state tutte esclusivamente finalizzate a scopi istituzionali. Quanto ai rapporti che gli si attribuiscono, sempre pretesamente illeciti, con altri soggetti, rappresenta che sono persone con le quali aveva motivi di frequentazione personale e con le quali non c'è stata nessuna forma corruttiva di alcun genere. Con Grassi sono indagati a vario titolo 12 imprenditori, 5 dei quali trevigiani e un'azienda orafa di Vicenza. Lista in cui spicca anche il nome del presidente dell'Unione Industriale di Pordenone, Michelangelo Agrusti. Ad aggravare la posizione di Grassi alcune intercettazioni telefoniche. Il finanziere è attualmente interdetto dal servizio e attende il giudizio in aula. Ha scelto il processo, avrebbe potuto proporre un patteggiamento, ricorrere a un rito alternativo come il giudizio abbreviato, ha deciso invece di essere giudicato davanti al Tribunale di Vicenza proprio per potersi difendere nel modo più ampio. Voltiamo pagina, colpo di scena questa mattina in apertura dell'udienza alla Tara, c'è una data per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La Regione ci ha colto tutti di sorpresa oggi con un annuncio ad effetto, ovvero l'indizione del referendum. Con l'aggiunta del 6 marzo verrà fissata la data finalmente, si parla della terza domenica di maggio e quindi questa è una grandissima notizia che abbiamo preso con entusiasmo.
La notizia che in molti aspettavano è arrivata in apertura dell'udienza del TAR. Il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre si farà. Io avevo messo in mora con una diffida il presidente Zaia chiedendogli giustificazioni di questo ritardo per l'indizione del referendum. Questa è stata la migliore risposta di Zaia e quindi attendiamo fiduciosi, non crediamo che sia una propaganda elettorale perché ovviamente si è esposto ufficialmente con un annuncio in un'udienza pubblica, quindi ritengo che ormai la strada sia segnata. Devo dare atto a Zaia che questo è un compromesso che lo salva e alla fine ne sono anche grato. La Regione dunque non potrà fare marcia indietro secondo Sitran, il cui parere va in contrasto con quello di Chiaro Manni, altro rappresentante dei comitati referendari, che definisce questa decisione una mossa elettorale. C'è poi un altro aspetto che riguarda il sindaco Brugnaro, probabilmente presenterà una richiesta di sospensiva, ma Sitran dice: quello che invece è stato molto sorprendente dal mio punto di vista è stato il colloquio successivo che io ho avuto, sempre al TAR oggi, con l'avvocato amministrativista Giorgio Orsoni, ex sindaco di Venezia, che è stato l'estensore della legge Del Rio che si suppone essere prevalente alla Carta Costituzionale. Io ho dovuto fare notare le incongruenze dello Statuto della Città Metropolitana, lo stesso articolo 1,22 della legge Del Rio che ha scritto lui, che permettono assolutamente le due iniziative che non sono assolutamente in contrasto. Anche l'estensore della legge Del Rio ha dovuto dare atto di una contraddizione in termini illogica che porterà alla condanna di Brugnaro. Credo che adesso la resa dei conti di un sindaco che ha vinto le elezioni con l'inganno del referendum sia molto breve. Attendiamo maggio per il giudizio finale su un uomo che ha vinto ingannando gli elettori. Nello statuto del Movimento 5 Stelle non vige la democrazia. In sintesi questo è il contenuto della sentenza di un giudice di Roma chiamato ad esprimersi sull'esclusione dalle parlamentari di un'attivista padovana. Per il Movimento 5 Stelle sembra proprio non esserci pace. Tra lo scandalo Rimborsopoli e addii più o meno dolorosi, ora ci si mette anche la sentenza di un giudice del Tribunale Civile di Roma chiamato a pronunciarsi sull'esclusione dalle parlamentari di un'attivista padovana. La quarantenne non aveva digerito quell'assenza ingiustificata dalla piattaforma Rousseau e così si era rivolta al Tribunale per avere giustizia. Nonostante il suo ricorso sia stato respinto, nella motivazione si apre uno scenario destinato a creare nuove polemiche e malumori. Il giudice infatti ha scritto che nello statuto del movimento vi è un'evidente distanza dai canoni minimi di democrazia, parole che pesano su un movimento che a pochi giorni dal voto deve difendersi dagli attacchi che arrivano da più parti e gli avversari non stanno certo a guardare, pronti ad aprire le proprie porte ai grillini fuoriusciti. È il caso di Forza Italia con il suo leader Berlusconi, che infatti si è detto disponibile ad accogliere gli espulsi tra i pentastellati. In merito alla sentenza, che cosa ha detto ai nostri microfoni l'onorevole dei 5 Stelle Federico D'Inca. Le sentenze vanno rispettate, questo è chiaro, dall'altra io credo che di democrazia nel Movimento 5 Stelle ve ne sia e anche tanta. Nelle ultime elezioni si sono candidati al proporzionale 10.000 cittadini del nostro paese che erano iscritti alla piattaforma del Movimento 5 Stelle. Io invito tutte le persone a iscriversi, è soltanto 500 nel nostro bellissimo Veneto. E poi se noi andiamo oltre a questo, le uninominali siamo aperti ancora maggiormente chiedendo a chi aveva competenza e capacità di inviarci il loro curriculum e da lì potete fate le scelte per gli uninominali. Quindi credo che vi sia moltissima democrazia nel nostro movimento, forse manca un po' di strutturazione e noi accettiamo anche tutte quante le critiche che possono aiutarci a farci crescere, però dico forse anche guardiamo anche se a qualcuno sembra democratica Forza Italia con i suoi 24 anni di governo assoluto di Berlusconi o altrimenti guardiamo quello che succede nel Partito Democratico o anche nella Lega di Matteo Salvini. Io credo che alla fin dei conti il Movimento 5 Stelle abbia dato veramente un qualcosa di innovativo al Paese nella scelta dei candidati che porterà poi al Parlamento il 5 marzo. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto, manifesti con i volti di stranieri nei tabelloni elettorali lasciati vuoti dai partiti. Stupore a Treviso per la provocazione lanciata da un fotografo ed iniziata in Sardegna.
Vota per me, e al posto di volti noti e meno noti, accanto ai simboli di partiti e partitini, compaiono loro, gli stranieri. Chi ha passeggiato li ha notati in questi giorni a Treviso, ma non solo nel capoluogo della Marca, non può non essersi fermato sorpreso a guardare. Uno scherzo? Niente affatto, piuttosto una provocazione, in quegli spazi elettorali lasciati vuoti dai partiti che hanno ormai scelto la rete come vero terreno di propaganda. L'idea è nata dal fotografo artista sardo campano Gianluca Vassallo, che con la campagna Guerriglia Art ha voluto veicolare un preciso messaggio. Vota per me è nato per riportare al centro del dibattito pubblico il tema delle migrazioni in forma complessa. Durante questa campagna elettorale da ogni parte politica il tema si affronta utilizzando il paradigma della semplificazione. Da una parte ovviamente c'è la destra che fa il suo lavoro dicendo quello che dice sugli immigrati, e dall'altra c'è la sinistra che insegue i temi della destra cercando di ammorbidirli un po'. Per me la questione è un'altra, per me la questione è che ogni cittadino di questo mondo deve guardare negli occhi l'altro e interrogarsi sulla sua profondità umana. Non necessariamente un monito all'integrazione, ma un appello almeno a interrogarsi sul fenomeno. La prima azione a Olbia, poi il fenomeno si è esteso volutamente senza che lo stesso ideatore lo potesse controllare. Vassallo ha reso disponibili le immagini da stampare e la fissione è stata compiuta da mani ignote in altre città, compresa Treviso. Volti stranieri negli spazi lasciati dalla politica. E a noi sembrava metaforicamente interessante occupare questi spazi lasciati vuoti, esattamente così come in molti settori della nostra economia e della nostra economia relazionale anche si sono inseriti gli immigrati a sostituire cose che facevano prima gli italiani. Cambiamo argomento, lavora anche in provincia di Padova il campione italiano Baristi 2018. L'abbiamo incontrato e abbiamo chiesto qual è il suo segreto e anche come vede il futuro di un comparto caratterizzato anche da diverse chiusure. Cammino di 10 anni, io ho iniziato circa 10 anni fa, quasi per caso, per gioco, e poi è diventato un po' la mia professione / obiettivo lavorativo. E si diventa campioni con la passione e lo studio e la ricerca di innovazione, ovviamente nel mondo del caffè. Se i gusti al bar o al ristorante sono inevitabilmente soggettivi, esistono comunque anche criteri codificati in grado di stabilire, al di là delle preferenze personali, se un cuoco o un barista è più bravo di un altro. Davide Cavalieri, lombardo d'origine ma professionalmente oramai padovano d'adozione, lavora per un'azienda di Albignasego e ad esempio il campione italiano dei baristi, una competizione che a questi livelli richiede una preparazione altissima. L'innovazione che io ho portato è stata l'effetto che hanno le basse temperature sulla materia caffè, quindi ho sottoposto il chicco e il macinato a temperatura di meno 20 gradi centigradi prima dell'estrazione. Questo durante l'estrazione portava una esaltazione delle particelle dolci, delle sensazioni dolci e acide del caffè, lasciando molto sottile la parte amara, quindi un espresso molto più bilanciato e molto più buono. La vittoria del titolo nazionale lo porterà a rappresentare l'Italia ai mondiali di Amsterdam, ma con lui è inevitabile parlare anche di un settore come quello dei bar che segna tante aperture ma anche tante chiusure, vuoi per le difficoltà del mercato, delle tasse o della burocrazia, vuoi anche a volte per mancanza di preparazione. Io credo che il futuro sia quello di specializzarsi in magari non un'unica direzione ma in un determinato settore, senza andare a voler far troppo, a voler far rientrare all'interno del nostro locale la caffetteria, il pranzo, la cena, il bartending, la miscelazione. Diventerebbe molto difficile, quindi credo che il futuro sia quello della specializzazione in un unico settore. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bentrovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Condizioni di maltempo sulle nostre regioni con precipitazioni diffuse, nevose a quote molto basse o fino in pianura. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 22 febbraio. Sul Veneto cielo coperto praticamente su tutto il territorio regionale, con piogge e con locali nevicate fin sulle aree pianeggianti. Vediamo le temperature.
Le massime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, minime oscillanti invece tra 0 e 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Previsto cielo coperto ovunque e precipitazioni diffuse con qualche schiarita solo sul Triestino. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, minime invece tra 1 e 2 gradi. Vediamo infine la situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Il cielo sarà coperto con fenomeni a carattere nevoso un po' su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche qui alle temperature. Le massime saranno comprese tra -1 e 1 grado. Valori minimi invece sotto lo zero che saranno oscillanti tra -2 e -4 gradi. Andiamo infine a vedere la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, venti forti dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.